Allora andiamo in Veneto dove dopo il disastro del fine settimana il governo della regione è pronto a chiedere lo stato di calamità naturale con il governo ovviamente. Collegato da Venezia c'è il governatore del Veneto Luca Zaia che ha visitato di persona le zone e ha visto i danni subiti dalle varie province. Buongiorno governatore, ricompare lo spettro dell'alluvione di 2 anni fa? Purtroppo noi rivediamo quelle immagini, non abbiamo avuto per fortuna perdite di vite umane, però i danni sono molti, interessano molte città a partire da Vicenza, ma poi lambiscono un po' tutte le province del Veneto. Si è ripetuto statisticamente quello che è accaduto nel 1966, la grande alluvione che ci ha dato una pausa, una tregua per 1 anno e poi si è ripresentata in tono minore dopo 2 anni. È esattamente accaduta la stessa cosa. Ecco, governatore, c'è la Stampa di Torino che oggi ha un titolo che impone una riflessione. Mose, una corsa contro il tempo per salvare Venezia. Saranno anche pittoresche le immagini dei turisti che si tuffano in piazza San Marco trasformate in una piscina, ma nell'articolo si legge: se si fosse fatto qualche cosa, se si fosse agito per tempo, oggi il Mose sarebbe funzionante e a Venezia, sottoposta al diluvio che abbiamo visto nelle ultime 2 giornate, al massimo ci sarebbe qualche pozzanghera in piazza San Marco. Guardi, innanzitutto stiamo parlando di una vera tragedia, stiamo parlando dell'8ª acqua alta più alta della storia, dal 1882, abbiamo raggiunto di fatto i 150 centimetri. Io governo da 2 anni e mezzo e una delle mie prime uscite è stata quella sui cantieri del Mose. Il Mose è molto avanti come realizzazione. Siamo nelle fasi finali, in 2-3 anni al massimo dovrebbe essere concluso. Stiamo parlando di un'opera mastodontica, stiamo parlando della messa in sicurezza di Venezia. Varrebbe la pena di ricordare che tutti gli esperti, i premi Nobel che abbiamo in queste ore che parlano di acqua alta e di alluvione dovrebbero interessarsi di questo anche quando noi lavoriamo in agosto con 40 gradi parlando di alluvione e di Mose. Senta Presidente, il fiume Bacchiglione, anche se per il momento non sembra sul punto di esondare, però continua a preoccupare e resta un sorvegliato speciale. Resta un sorvegliato speciale, ma non è l'unico. I fiumi che ci preoccupano sono moltissimi, sono l'Alpone nella provincia di Verona, il fiume Piave che è comunque uno dei fiumi che crea più preoccupazione, ha creato più danni nel 66 e molti altri ancora. Voglio ricordare che però con l'alluvione del 2010 io sono stato commissario, in 9 mesi abbiamo realizzato 270 opere per un controvalore di oltre 100 milioni di euro. Queste opere ci hanno permesso di non vedere il disastro che abbiamo visto nel 2010. Ecco, col senno di poi diciamo avete fatto prevenzione, intanto avete gestito già bene, molto bene l'alluvione del 2011. Dice bene, lo potremmo liquidare con uno slogan: non basta ma aiuta. Queste oltre 270 opere aiutano comunque a contenere la mole d'acqua. Ricordiamoci che il confronto è sempre un confronto tra uomo e natura, ma ricordiamo anche che la vera sfida per il territorio del Veneto, che a tutti i fiumi pensi, basta ricordare l'immagine del Veneto che è quella degli argini, è realizzare i bacini, cioè le grandi casse di espansione che possono accumulare milioni di metri cubi d'acqua come in casi come quelli che abbiamo visto in questi giorni. Grazie, ecco. Presidente, resti con noi, magari dopo le chiediamo qualche altra cosa. Grazie. Massimiliano Fazzini dell'Associazione Internazionale Climatologia, docente di rischio climatico all'Università di Ferrara. Allora, da settembre a oggi sono stati fatti avvertimenti, almeno 22, no? Diciamo che comunque qualcosa si poteva intuire, si poteva sapere. Che cos'è che non riusciamo a fare, vista la situazione che comunque è nel caos più totale? Allora, il problema fondamentale è che il clima si stia estremizzando è fuori dal condubbio. Ci sono dei fenomeni, tipo quelli che hanno colpito gran parte dell'Italia centro-settentrionale nelle ultime 48 ore, che una volta, fino a 20 anni fa, non illo tempore, avevano tempi di ritorno di 250, 300, 400 anni, e adesso hanno tempi di ritorno di 20-30 anni. La modellistica meteorologica ci aiuta, ma non è perfetta chiaramente nel prevedere l'ubicazione e il passaggio di questi fenomeni perturbati. Gli avvisi di allerta meteo diramati dalla Protezione Civile Nazionale debbono assolutamente essere emessi perché
bisogna salvaguardare innanzitutto la popolazione. Ancora caldo, cioè piove ma si muore di caldo. E questa è l'estremizzazione del clima a cui fa riferimento? Assolutamente sì, vedete che in quest'estate ad esempio, stiamo parlando con dei colleghi, non c'è stata assolutamente possibilità di vedere il flusso atlantico. Il flusso atlantico è quello che regola il clima, il tempo meteorologico sulla nostra penisola, invece si passa continuamente da avvezioni di aria subtropicale, cioè aria africana, a improvvise invasioni di aria polare che magari portano 10-15 gradi di calo termico e fenomeni violenti e poi si rientra in un clima particolarmente mite. Il Mediterraneo è estremamente caldo in questo periodo, è chiaro che quando una perturbazione transita sul Mediterraneo poi i fenomeni associati sono violenti. Ecco. Non c'è titolo più abusato di cronaca di una morte annunciata di Gabriel García Márquez, seppure qualcuno scrive ancora, insomma, è stata una tragedia annunciata anche questo, lo dicono i sindaci di Sarzana e Carrara in Toscana che parlano appunto di ennesima tragedia annunciata. Lo chiedo a Massimo Gargano, Presidente dell'Associazione Nazionale Bonifiche e Irrigazioni, ma in Maremma ci si poteva aspettare questo disastro, visto che l'annuncio era altrove, però in Maremma... A me sembra che non si possa continuare con degli slogan sulle tragedie annunciate, sono delle vicende che si ripetono oramai ciclicamente, gli scienziati ce ne danno testimonianza, le conosciamo fino in fondo, abbiamo le soluzioni per mitigare questo rischio idraulico, non possiamo tutto ridurlo a dichiarazioni sugli stati di calamità, sulle richieste sui fondi di solidarietà nazionale che poi non ci sono. Conosciamo il problema, abbiamo le soluzioni, abbiamo delle alleanze strategiche per il territorio, manca una pianificazione territoriale, quella che ha fatto sì che si costruisse nelle aree più facili, nelle pianure e si mettesse l'uomo, l'agricoltore, nelle condizioni di abbandonare le colline e le montagne. Ogni giorno vengono edificati mediamente 140 ettari in questo paese, e cioè, per dare un'idea agli amici ascoltatori, 193 campi di calcio vengono edificati ogni giorno. Io credo che sia arrivato il momento, rispetto alle burocrazie che non fanno spendere, rispetto ai patti di stabilità, rispetto ai consorzi di bonifica e all'ANCI, ai comuni che inascoltati dicono abbiamo i progetti cantierabili per mitigare questo rischio idraulico, mettiamoli in campo. Abbiamo il dovere di non fare i notai dei disastri, delle morti, di non fare queste conte che non fanno onore a un paese civile. Allora salutiamo il governatore del Veneto, Zaia, che ci deve lasciare, però la saluterei con una domanda. Si parlò quando esondarono i fiumi in Veneto nel 2010 di cementificazione, l'abbiamo sentito poc'anzi, delle aree immediatamente vicine agli argini. Ora è evidente che parte della ricchezza del nord-est è dovuta proprio alle tante fabbriche, però poi l'acqua fa fatica, una volta esondati i fiumi, a essere riassorbita da un terreno che non esiste più perché è stato cementificato. Come si esce fuori da questo circolo vizioso? Guardi, in tempi non sospetti la mia amministrazione ha già dato incarichi per realizzare un modello di moratoria nell'edificazione. Abbiamo già edificato a sufficienza, recuperiamo quello che abbiamo, perché oggi noi ci troviamo in proiezione a dover gestire non solo l'archeologia industriale ma anche quella residenziale. Si abbandonano le case vecchie per andare nelle nuove lottizzazioni. Quindi il Veneto sta pensando a una moratoria e quindi si va a recuperare solo quello che c'è di esistente. Grazie Presidente, buon lavoro. Allora noi andiamo